Comente varis tue, a esser gai serena, quando ti che l'olvogana, fizzo chi non bidorrana. Oggi vi voglio raccontare una storia bizzarra, perché torniamo indietro nel tempo. Come è nata Notte de Luna, questa canzone che ho regalato ad un'artista oggi affermata, ma in quel tempo ancora no. Si chiama Carla De Nule, un'interprete oschirese. Vi racconto come è arrivata a me questa ragazza. La storia parte nel 2002. Nel 2002 io scrivo una canzone, dopo aver consolidato la mia scrittura con Terra Mia e Prende Oro, scrivo una canzone, una ninna nanna. Questa ninna nanna si chiama Drommi. Perché scrivo Drommi? Perché un bel giorno un ragazzo di Sassari, di San Giovanni, che conoscete come il piccolo Celentano, Vincenzo Mogoni, mi chiama e mi chiede se scrivo per lui, posso scrivere per lui una canzone in sardo. Naturalmente Vincenzo, anche se ha origini dalla famiglia, dai nonni sarde, lui è cresciuto a Sassari, quindi non ha mai parlato il dialetto. Io gli dico: ma Vincenzo, il sardo va saputo cantare, sai, c'è una certa pronuncia che poi è importante tenere questa dignità canora, no? Io provenivo dall'ascolto dei grandi poeti, da Zizi e Pazzola, che nominò in Terra Mia, fino a Tuccone, a Peppino Mereu, a Montanaro, piuttosto che a Raimondo Vilas, che era uno dei miei preferiti. Bene, Vincenzo lo conosciamo tutti, è talmente affascinante questo suo personaggio, così molto schernito, molto indifeso. E una notte del 2002, in tarda notte, mi pare che erano le 2, le 3 del mattino, prendo la chitarra e scrivo Drommi sul cielo, giusto, e oro, rodi lamentale, le noise benito. Penso subito a Vincenzo e, come nel mio temperamento, prendo il telefono, non guardo l'orario, tutte le ore sono del Signore, chiamo Vincenzo e lui, dopo una decina di squilli, mi risponde assonnato, chi è, sai, alla moda un po' celentaniana, ed è arrivato: chi da Susonno, Vince? Come chi è? Drommi! E gli faccio questa battuta proprio quasi omeopatica per la causa. Io ti sto chiamando per la causa, mi hai chiesto una canzone, eccola qua. E lì piano piano lui diciamo, dopo aver carburato, gli feci sentire al telefono le note di questa canzone, e poi l'indomani ci siamo visti e si quagliò. Insomma, lui incise in un disco che di lì a poco avrebbe registrato Drommi. Da lì, perché vi ho raccontato questo periodo? Perché da lì passa un anno e nel 2003 io ricevetti, nella primavera del 2003, una telefonata da Renato Picinnu, che è un manager fra i più quotati, tanti anni di esperienza, veniva dal padre, zio Antonio Picinnu, maresciallo dei carabinieri, che aveva fatto una grande agenzia, la RG Music. A cosa devo l'onore di questa telefonata? Renato mi parlò che aveva bisogno di alcune canzoni perché voleva produrre una giovane ragazza che in quel tempo faceva la corista in un gruppo che aveva formato Giuliano Marungiu, che già si era fatto notare perché era il conduttore di Sardegna Canta. La ragazza è Carla De Nule, in questione di Oschiri, e gli ho detto: vabbè, ma per fare un progetto su di lei, lui aveva già la sigla televisiva, allora Giuliano faceva Ninnora Sardegna 1 e aveva già acquistato la sigla televisiva, quindi c'era già la possibilità di programmare anche il marketing, era già tutto a posto, sai, quando hai un produttore è tutto più facile. Al che gli dissi: fammi conoscere questa ragazza, incontriamoci. Ci incontrammo nello studio di Giovanni Leonardi, che aveva un'etichetta discografica che si chiamava Zentenoa a Sassari, e anche lui era, diciamo, implicato in questa produzione, quindi produzione Zentenoa con Renato Picinnu, e io dovevo costruire questo vestito addosso a questa ragazza. Devo dire che la ragazza era molto interessante, una voce molto potente, personalità determinata, molto anche bella da vedere come immagine, anche se piccoletta, però affascinante. Avevo constatato che questa ragazza piaceva, quindi Renato ci aveva visto bene nella produzione, occorreva solo una bella canzone. Lei, dopo aver sentito alcune mie canzoni, voleva cantare, pensate, Drommi.
andammo in studio, Giovanni Leonardi, ci mettemmo a lavorare, mise sul banco Drommi e la voleva registrare anche lei, nonostante il piccolo Celentano l'avesse già incisa. Quindi voleva provare a fare un rilancio di questa Ninna Nanna, che già si sentiva nell'aria. Però che cosa è successo? Mi ricordo questo aneddoto molto bello, che quando iniziamo a registrare la canzone io non ero del tutto convinto di fare Drommi per lei, perché era una sigla televisiva, le Ninna Nanne sono canzoni di nicchia, lei aveva bisogno di un pezzo esplosivo dove, diciamo, il raggio d'azione della sua voce così potente, come vi ho detto, venisse fuori al 100%. Se non fosse per il fatto che accadde quel giorno, me lo ricordo ancora, mentre stava per iniziare il canto di Drommi si bloccò il telefono, squillò il telefono e si bloccò il microfono. Il microfono faceva un ronzio, al che Giovanni Leonardi, che era anche il fonico, oltre che il produttore, disse: un attimino che controllo che cosa è successo. Aprì il banco, un trucciolare che richiudeva tutti i cavi del mixer, e sparì all'interno di tutta la cavetteria di questi cavi per cercare da dove partiva il problema al microfono. Nel frattempo io avevo già la chitarra vicino a me nel divanetto, eravamo seduti in questa hall, in questa sala di registrazione, c'era molto caldo, lei ha aperto la porta dello studio, e in quel momento entrò nello studio un gatto, perché nella campagna dove c'era lo studio di Zentenoa era pieno di gatti, che Giovanni poi, diciamo, non allevava, erano selvatici, ma lui si dava un po' da mangiare come altri vicini. Questo gatto entrò e in modo rocambolesco si adagiò sul grembo di Carla. Carla intuitivamente lo accarezzò. Mentre lo accarezzò, come capitano quei colpi di fulmine dell'illuminazione, io vidi come nell'aria queste parole, scrissi in un pezzo di carta: commente vaghe tue a esser gai serena, quando di che l'olvogana vizzo chi non bidorrana. Perché avevo saputo qualche giorno prima che quella gatta aveva partorito dei gattini, e Giovanni, siccome rimanevano spesso incinti questi gatti e incinte queste gatte, li aveva, diciamo, come per dire, buttati. Allora si usava abbandonare questi gatti anche nel cassonetto piuttosto che regalarli. Io non so che fine avessero fatto questi gatti. Fatto sta che lei era serena, tranquilla. Io avevo già visto questa cosa in infanzia nel cortile di mia nonna a Ploaghe. La frase era nata, cioè il gatto che perde i figli e rimane sereno. Di contrappunto mi sono immaginato una mamma umana che perde i figli, non è così poi così serena. E lì, mentre Giovanni aggiustava il microfono in un lampo davanti a Carla De Nule, beccai la tonalità e scrissi Notte de Luna di Getto. Quindi in questa Notte Luna, quando lei ha sentito questa melodia si è emozionata, cioè le è venuto un brivido, e io guardandola ho detto: questa è la canzone per te, se tu sei d'accordo lascia Drommi e incidi questa. Giovanni Leonardi, uscito dal suo lavoro del microfono dopo più di una mezz'oretta circa che stava manovrando nei cavi, nella cavetteria di questo mixer, gli diamo la notizia, la buona novella: Giovanni, non facciamo più Drommi, Carla ha deciso di fare questa canzone che ho scritto adesso sul momento. Lui pensava, essendo io sempre un giocherellone, che fosse uno scherzo, una presa in giro, e la prese male, perché, come vi ho detto, era anche produttore. Lì, insomma, discussioni, bla 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 bla, sbatté tutto, io lasciai lo studio, telefonai a Piccinnu e lui abbandonò, pensate, abbandonò la produzione. Al che nella produzione rimaneva il manager Renato Piccinnu, Carla De Nule e io. Giovanni uscì di scena, noi registrammo Notte de Luna, questa volta l'abbiamo registrata però in un altro studio da Alberto R. al Rockhouse, uno studio molto professionale, e lì abbiamo fatto questa canzone. Poi venne l'idea anche del video. Io avevo visto delle pubblicità di Megan Gale alla Vodafone con questa luna gigantesca e dicevo: però per fare questi video occorrono molte risorse economiche e soprattutto ci vuole chi sa fare queste cose qui. In quel tempo mi venne l'idea che Bruno Haver a Sassari
si intendeva di blue screen già da allora, di effettistica, effetti speciali per video. Convinto Renato Piccinno ad andare da Bruno Arvere, andammo da lui e in studio realizzammo, con questa tecnica innovativa in quel tempo, blue screen, in studio realizzammo il video di Notte di Luna, una cosa molto bella per quel tempo, una fotografia eccezionale, al che io cosa ho fatto? Mi sono fatto prendere da questa cosa qui e ho detto chiamiamo l'album Notte di Luna, poi scrissi per lei diverse canzoni. Questa canzone appena fatta, tutta vestita di bianco, anche lì l'idea, perché non facciamo un arrangiamento classico, usciamo dai soliti suoni di fisarmonica e i soliti suoni che già usano gli altri. E lì, vedete, venne l'idea di arrangiare questa canzone con gli strumenti di musica classica, cioè i canti in sardo, ma con un tocco di classe, musica classica. Lì mi venne l'idea di coinvolgere Marco Piras, con il quale avevo già lavorato in Prenda e Oro, e insieme realizzammo a Sagusolza di Massimo, ci incontravamo lì da Massimo Marrocco, realizzammo l'arrangiamento di Notte di Luna. Siamo entrati in studio, abbiamo fatto tutto, confezionato il prodotto, esce il prodotto, fa la sigla finale di Anno in Nora su Sardegna 1 e in poco tempo, nell'estate del 2003, Carla De Nule sale nelle classifiche di vendita e diventa un personaggio. Renato Piccinno riesce a venderla nelle piazze, tutti volevano la ragazza di Notte di Luna. E questo a me può fare solamente piacere, perché lavorare con un artista e costruirgli su misura come un sarto il vestito adatto è solo un piacere. E quindi lei incise questo disco, fece circa nel 2003-2004 70 serate a stagione, quindi una cosa per quei tempi straordinaria. Lì venne fuori il suo nome, la mia soddisfazione di aver lavorato a questo progetto, nonostante questo mestiere sia fatto anche di cose nascoste. Vi ho raccontato a grandi linee, perché poi se andare nei particolari non basterebbero veramente un'ora. Se vi è piaciuta questa storia, sotto cliccate nel mio canale YouTube, iscrivetevi e vi do appuntamento alla prossima storia.